Nell'ambito delle manifestazioni dell'estate ioppolese 2018, caratterizzata da un gelo di ombrelli installati nella locale piazza, si è svolto l'evento Show Cooking Masterclass Chef Sapore al melone, iniziativa tendente a valorizzare sempre di più gli abbinamenti del melone giallo a pietanze e prelibatezze culinarie, con il coinvolgimento di altri cuochi siciliani, coordinata dallo chef Rosario Matina, che quest'anno è stato scelto dal primo cittadino di Joppolo Giuseppe Portella a collaborare alla buona riuscita della sagra del melone giallo che si è svolta lo scorso 4 agosto. Qui ci saranno vari chef. Questa sera finalmente possiamo fare questa bellissima serata con tanti chef per poter continuare quella che era la sagra del melone giallo, quindi ci saranno tutti questi chef che faranno delle degustazioni con il melone giallo, che è il nostro prodotto su cui Joppolo sta cercando di investire e di portare in tutte le tavole d'Italia. Conferma dell'offerta gastronomica che abbiamo quest'anno fatto all'interno della sagra per melone, è veramente tutto pronto per questo show cooking di altissima qualità, sapori al melone. Grazie va principal modo all'amministrazione comunale che fortemente ha voluto questo evento, ma un veramente grazie di cuore ai tanti professionisti che sono venuti veramente da tutta la Sicilia per onorare questo evento veramente particolare. Il melone di Joppolo Giancaxio e la sua grandissima qualità sarà da cornice a tutti i piatti che prepareranno gli chef Salvatore Gambuzza, Antonio Di Caro, Vera Monreale, Leonardo Massaro e Giuseppe Sparacello. Sarà veramente qualcosa di interessante, sono contento il sottoscritto Rosario Matina che sarà anche sul palco con un mio piatto inedito, e devo dire che siamo veramente contenti di essere qua. Quest'anno è stata una sagra veramente bella e innovativa e speriamo con gli anni vogliamo crescere e rinnovarci sempre ogni anno. Passiamo la serata a Joppolo con piacere dell'organizzazione che c'è e l'iniziativa che ha avuto Rosario Matina, chiaramente dietro la disposizione del sindaco di questo paese, che fanno bene a fare queste cose. Noi siamo qua con gli amici, con il signor Pietro Latorre e Sergio Sinagra di giuria, ma dobbiamo solamente giudicare l'accoppiamento del melone con altri ingredienti e giudicare se vanno bene o no. Io sono sicuro che andranno bene e che sarà sicuramente una cosa buona. E sono qua a passare questa serata indimenticabile e particolare con tutti i grandi colleghi e grandi chef. Sarà sicuramente una serata meravigliosa e in allegria e in tanta compagnia. Grazie per questo invito e spero che potremmo dare qualche cosa di nuovo in questo mondo con dei piatti particolari. Grazie tantissimo. Io sono stato invitato qui in questa bellissima, splendida cornice del gialletto di Joppolo, il melone, così Rosario Matina, l'organizzazione che parte da lui con altri sponsor, hanno cercato di mettere il melone nella cucina e nella pasticceria e ne sono convinto che questi sapori, profumi del nostro territorio agrigantino ci sarà di buon auspicio nelle nostre tavole. Continueremo con la distribuzione dei cannoli guarniti con il melone, la ricotta al melone giallo. Il re della nostra tavola continua perché è proprio il nostro prodotto della nostra terra di Joppolo. Questa sera proseguirà anche la serata con l'assaggio delle fette del melone giallo.